Mi spieghi cosa stai facendo? Facendo un picchetto per fissare i traversi. Sì, ma lavorare in montagna o lavorare all'asilo? Cosa preferisci? Montagna? E stiamo cercando di spionare questa strada per poi far scivolare quei tronchi. Ideali, motivazione, spirito di sacrificio. 600 scout ageshi stanno lavorando al ripristino dei sentieri danneggiati dalla tempesta Vaia tra il Bellunese e il Vicentino grazie a un accordo con il CAI Veneto. Qui siamo in Nevegal, colle che sovrasta la città di Belluno, una stupenda terrazza da cui ammirare le Dolomiti patrimonio mondiale e dove a breve verrà inaugurata proprio una delle nuove terrazze panoramiche realizzate in accordo con la Fondazione Dolomiti UNESCO. Nell'area del campus Paolo Valenti 40 scout hanno sistemato le loro tende, sveglia di buon mattino e via con roncole, picconi e l'assistenza dei volontari del CAI, della Protezione Civile, dell'Associazione Neve Gallica, non prima di aver ricevuto il benvenuto e il ringraziamento dell'assessore alla cultura del comune di Belluno Marco Perale e dei responsabili delle varie realtà coinvolte. La conoscenza del territorio, su come si mantiene il sentiero, su come si lavora, perché si fanno certe cose sui sentieri, perché si fanno le canalette di sgrondo. Queste sono cose importanti che chi va in montagna certamente non si rende conto, ma chi opera nel territorio sa che sono cose sostanziali da fare. Si spera che tutto questo porti magari anche ad aumentare, a crescere le fila dei volontari del CAI. Un domani ce n'è bisogno, dopo Vaia c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Certo, io ho già avuto esperienze a Belluno con la Geshi di Mussoi. Questi ragazzi sono venuti con me a sistemare i sentieri e di questi 4 sono diventati soci CAI. Lavorare alla formazione, contribuire alla formazione di questi giovani è qualcosa di meraviglioso. È uno dei compiti più alti e più impegnativi che possiamo assumerci anche come CAI. Qualche mese fa abbiamo firmato un'intesa assieme ad Ageshi, a Cingei, a tutte le associazioni giovanili per fare in modo che questi percorsi di formazione siano finalizzati poi a momenti di cittadinanza attiva. Cioè trasformare questi giovani in cittadini del domani, responsabili, consapevoli, portatori di valori e a loro volta disponibili a impegnarsi in altre azioni di volontariato. Sul campo si lavora sodo con l'attenta supervisione dei volontari e i risultati si notano già, anche se il significato dell'iniziativa va ben oltre. Abbiamo seguito i telegiornali e le notizie in diretta di ottobre e quindi abbiamo visto i disastri subito. E poi col susseguirsi delle notizie tramite i giornali e anche tramite notizie derivate dal regionale, che comunque è partita quasi subito la proposta di aiutare le comunità montane a risolvere questo problema, perché giunti poi sul posto abbiamo notato anche coi nostri occhi che è un gran bel problema da risolvere. È un servizio rivolto non solo all'ambiente ma anche alle persone che ci vivono. Siamo riusciti a creare alcuni scalini per agevolare il passaggio, però credo sia un minimo rispetto al disastro che è venuto giù da queste parti. Si dice tanto che i ragazzi sono un po' disimpegnati, lo si dice da sempre in realtà, non per questa generazione in particolare, ma insomma voi dimostrate che non è proprio vero. Esatto, la speranza per noi scout è anche quella di dare il buon esempio, di cercare di attirare sempre più persone, non per fare grande il nostro gruppo, ma per dare sempre più una mano nel servizio, nella comunità. Io mi sento molto meglio anche con me stesso, sapendo che sto facendo qualcosa, anche una piccola cosa, un gradino un sentiero mi fa sentire meglio. Mettere a servizio le proprie risorse non è l'unica cosa su cui noi ci basiamo, ma è anche essere delle persone consapevoli. Consapevoli quindi significa rispettare e capire, ok, che come trattare l'ambiente, come trattare gli altri e soprattutto renderci conto che non siamo soli.